Buongiorno a tutti e buona settimana. Ci ritroviamo anche oggi per proseguire il nostro cammino di Quaresima in compagnia della Fratelli Tutti, la lettera che Papa Francesco ha scritto a tutti i cristiani, ma anche a tutti gli uomini di buona volontà che desiderano impegnarsi per il bene comune e per favorire condizioni di giustizia e di pace in questo nostro mondo. Nel secondo capitolo dell'enciclica, Papa Francesco suggerisce una risposta alle problematiche che aveva evidenziato nel primo capitolo di questo documento, che abbiamo già visto la settimana scorsa. E la risposta la trae naturalmente dal Vangelo, proponendo la parabola del buon samaritano. Conosciamo tutti la storia. Un tale scendeva da Gerusalemme verso la città di Gerico. Trova dei briganti che lo assalgono e lo depredano di tutto quello che possiede e lo lasciano mezzo morto lungo la strada. Passa un sacerdote che cambia strada, non se ne prende cura, passa oltre, e così fa anche un altro personaggio importante. Poi passa un samaritano, cioè uno che stava ai margini della società, che stava antipatico ai giudei e ai galilei, uno scomunicato potremmo dire, che invece si fa prossimo, cioè si fa vicino di quel tale. Ecco la ricetta per superare i mali del mondo: riuscire a farsi prossimo. Non importa chi è il tuo prossimo, l'importante è che tu sappia farti prossimo dell'altro. L'importante è che tu ti accorga che un altro ha bisogno di te. Francesco ci ricorda che farsi prossimo significa sapersi mettere alla stessa altezza dell'altro, non allungare la mano dall'alto verso il basso, ma mettersi di fronte. Sapersi prendere cura significa farsi carico della situazione del fratello, dell'amico, del compagno di banco, dell'ultimo della classe. Accorgersi che c'è. Credo che l'impegno che possiamo prenderci per questa settimana è anzitutto quello di andare a recuperare nel Vangelo di Luca questa parabola, questa storia così bella e così ricca di significato. Ma poi non basta soltanto ascoltare la parola, bisogna metterla in pratica. E allora così impegniamoci a farci prossimo a qualcuno che sappiamo essere nel bisogno. Prendiamoci questo piccolo impegno. Farci vicini, allungare la nostra mano, che può essere una mano che accarezza simbolicamente, perché sappiamo che non possiamo avere vicinanza in questo momento così particolare. Fra l'altro oggi entriamo in zona arancione anche. Allungare la mano, accarezzare, stringere una mano, anche se simbolicamente, dire io ci sono per te. Oggi vogliamo fare anche una preghiera speciale per un nostro amico, un ex alunno del Barbarigo che si è diplomato pochi anni fa. Da pochi giorni si era anche laureato, Donato Morea, che ci ha lasciato nella notte tra sabato e domenica. Rivolgiamo a lui un pensiero, ma soprattutto preghiamo per la sua famiglia, per i suoi genitori e per suo fratello. Vogliamo anche così farci prossimo a chi è nella sofferenza e nel dolore per la perdita di una persona speciale, di una persona cara. Buona settimana a tutti voi.